Io sono partito da Bologna alle 4:30 di mattina con un treno speciale che è arrivato a Genova la mattina alle 10. Poi ho partecipato al corteo, c'era una balconata, la scalinata Massa su Corsa Italia che permetteva dall'alto di vedere tutto il succedersi degli avvenimenti. Poi dopo un po' sono dovuto arretrare anch'io, insomma lasciare questo punto di vista della balconata perché il corteo arretrava, sono cominciati ad arrivare i fumogeni, quindi ho assistito alle auto incendiate, le vittime sfondate da lontano, gli scontri con la polizia, ho visto quando il corteo si è spezzato e non era più possibile assistere da lì al corteo. E come facciamo a abbandonare il campo in 20.000, in 50.000? A sinistra è corso Buenos Aires, vuol dire. Però dovete... Davanti ci sono 30 dei steel block basta, non si capisce cosa sono, con le molotov davanti ai carabinieri. E stanno facendo esattamente come ieri, aspetta che arriva nel corteo, cominciano le cariche tra loro, cioè non caricano loro per caricare il corteo. In fondo è successa la stessa cosa, li abbiamo identificati, li abbiamo buttati fuori dal corteo, loro hanno tirato dei sassi e la polizia sta attaccando il corteo. Quindi noi ci siamo seduti perché aspettiamo che la polizia ci faccia andare via, perché se noi andiamo là fanno come ieri, caricano il corteo pacifico. Allora, lui ha detto abbandonate il campo, evidentemente ormai è pubblica la cosa. Dietro ha caricato la polizia. Sta caricando ancora. Per Ma quale dice che ha motivo? finito, ma ha detto che Allora, perché 4 hanno tirato 3 sassi, questi sono partiti sono dappertutto così, a gruppetti di 4, di 10, di 20. Il problema è che se questi hanno un sasso rispondono con le lacrimogene. C'è un problema politico che la polizia si sta mettendo tutti i blindati addosso al corteo. Anche lì davanti, lì è nata per quello il casino, da niente è nato, perché c'erano i blindati addosso alla curva. E anche lì avanti è la stessa Vabbè, cosa. posso dire, andiamo ora avanti, si fa una andiamo a telefonata. discutere. Andiamo a discutere con abbandonare il campo. Se stiamo qui e facciamo venire fuori un caso, qua c'è mezzo Parlamento italiano, non possono dirci abbandonate il campo. Allora dovete a mobilità che venga qui della gente, perché noi, se noi andiamo avanti e succede il panico anche qua davanti, è uguale. Saltano di nuovo, ma io sono matti, porca troia, sono matti allora. Però di botto hanno caricato senza motivo e c'è gente ferita, massacrata, io per fortuna sono riuscito a non essere... Improvvisamente è arrivata la carica dei poliziotti, ci siamo trovati in mezzo ai neri al block black è scappato, noi siamo andati lì dietro su per via Zara, dietro a un angolo e ci siamo riparati, eravamo 8 pacifisti non violenti, abbiamo alzato le mani, i poliziotti stavano andando su, un poliziotto ha chiamato gli altri compagni, sono venuti lì mentre tenevamo le mani alzate e ci hanno leniato, ci hanno picchiato di santa ragione, alzavamo la testa e ci spruzzavano subito il liquido urticante negli occhi, mirando agli occhi e mirando e dando delle legnate, dicevamo basta, abbiamo preso mai tante di quelle legnate. Questo è un terrorista, guarda come hanno ridotto, Guarda, c'è anche una madre di famiglia, guarda sto ragazzo cosa l'ha conciato, guarda!
infermieri del Gaslini. Sì, sono quasi tutti infermieri del Gaslini. Quella è mia moglie, lui è un infermiere del Gaslini, le ragazze che sono dentro anche. Eravamo per terra, fermi per non essere coinvolti. Ci hanno distrutto. Fermo. Vedete, questo signore stava uscendo di qua, c'erano dei poliziotti che l'hanno fatto passare, intanto che lui passava, uno dei due ha preso il casco e gliel'ha tirato violentemente in faccia, lui è caduto per terra. Grazie. Vado a prendere